ma soprattutto tifosi napoletani, benvenuti a Peppe Tifoso da Giuseppe Torbo. Quest'oggi parleremo un po' del Napoli, la squadra Fiorentina-Napoli, la partita, un Mertens sempre più scatenato, purtroppo stavolta con un gol. Peccato perché questo pareggio condiziona un po' la classifica, perché avrebbe potuto portare il Napoli a pari punti e al secondo posto insieme alla Roma. Io vorrei parlare un po' di qualche giocatore nuovo acquistato dal Napoli. Innanzitutto parliamo di Marco Rog. Signori, Marco Rog è un perfetto giocatore, ma io penso che Rog debba giocare molto di più, soprattutto, ma non quando sei sul 3-0 con alcune squadre, ma quando, come posso dire, anche quando sei in un momento di difficoltà come contro la Fiorentina. Poi Hamsik, parliamo del nostro capitano, che veramente sta facendo un ottimo calcio nel Napoli, sta onorando la maglia del Napoli. Io penso che Marek Hamsik meriti di rinnovare il contratto a vita nel Napoli. E a noi io vorrei dire soprattutto ragazzi che Hamsik è tornato Hamsik di Mazzarri, perché l'Hamsik di Benitez, noi lo ricordiamo, Hamsik non segnava più un sacco di tempo. Invece quest'anno dalla partita contro l'Inter si è scatenato Hamsik, è stato bentornati dalla pubblicità a Giuseppe Tolbo, questo programma che io non l'ho detto nel primo tempo, è la prima puntata, oggi siamo il 24 dicembre, è la vigilia, e si è concluso così la prima, diciamo, il campionato d'inverno. Ormai ovviamente la Juventus ha già vinto. Io quello che vorrei dire è che veramente il Napoli veramente sta giocando un ottimo calcio, veramente, però con la Fiorentina e il Napoli io non capisco perché ogni volta che viene quest'anno Natale il Napoli come posso dire, ha delle reazioni come se avesse paura un poco, diciamo che la Fiorentina, diciamolo onestamente, non è che abbia fatto una grandissima partita, in fondo, è solo che praticamente il Napoli si è lasciato condizionare come al solito, come sa fare lui. Allora, ormai ragazzi si sta per fare tardi, ormai dobbiamo quasi per mangiare, io vi vorrei togliere il disturbo perché ormai siamo in chiusura, così mi avvertono dalla regia, e io però vorrei dire delle parole che il mio maestro Umberto Chiariello, che ho qui nel ritratto, mi ha insegnato, che così dicono. Io siccome sono molto fedele a lui e mi fido a lui perché è un bravissimo giornalista sportivo e lo seguo tutte le domeniche, lui questo dice e voglio dirlo pure io perché sono parole che lo sport è rispetto allo sport. Grazie, alla prossima, seguitemi sul canale Mario Tolb e scrivete